Sesta corsa dal Savio, sotto clou della serata, una condizionata che vede al via 6 concorrenti dopo il ritiro del numero 7 Ultimatum Indal. Sono Arnold Cup, Vortice d'Amore, Visco Jet, Zico, Venanzo Jet, Zonk di Girifalco, con un favorito nettissimo, Vortice d'Amore numero 2 Antonio Di Nardo in sediolo. Le alternative sono Arnold Cup e Venanzo Jet insieme a Zico, macchina che comincia ad accelerare e in partenza c'è subito lotta con Vortice d'Amore che prova a sopravanzare Arnold Cup, che si oppone. All'esterno veloce anche Zico, e così la testa la prende Arnold Cup, che respinge Vortice d'Amore, che si accoda subito, mentre Zico prova a sistemarsi in terza posizione. Lo fa dopo 200 metri che se ne vanno in 14,4. Gran lancio di Arnold Cup, che sfruttando la posizione interna a Vortice d'Amore lo anticipa al via e lo costringe ad accodarsi dopo i primi 100 metri di gara. Intanto se ne vanno i 400 con la puntata in avanti di Venanzo Jet. 29,8. Venanzo Jet in breve si porta a ridosso di Arnold Cup e arriva così al Salchi del battistrada. 600 che se ne vanno in 45,1 da 1,15 appena abbondante. All'esterno intanto ha preso posizione anche Zonk di Girifalco. Al comando però c'è sempre Arnold Cup che precede Vortice d'Amore. Terza posizione lungo la corda per Zico. All'esterno Venanzo Jet apre la sfilata dei cavalli all'esterno, trascinandosi Zonk di Girifalco e Visco Jet. Chilometro completato in 1,14,9 con Arnold Cup che per ora cerca di graduare. Al suo esterno Venanzo Jet, alla corda c'è Vortice d'Amore che sposta all'esterno a 450 dal palo, infilato da Zico. Venanzo Jet sempre all'esterno e Vortice d'Amore ne ha voluto prendere la scia, perché Vortice è ancora attivo all'esterno di Arnold Cup e lo impegna severamente al completamento della piegata. Vortice d'Amore pronto a scattare in terza ruota, completamento della curva, ingresso addirittura d'arrivo. Arnold Cup in vantaggio, Venanzo Jet che insiste, attacca Venanzo Jet a centropista Vortice d'Amore. Venanzo Jet sul traguardo emerge nei confronti di Vortice d'Amore, mentre per il terzo è Zico. 1,13,7 il ragguaglio conclusivo per Venanzo Jet, che di forza vince questa sesta corsa al Savio. Gran prestazione di Venanzo Jet che conferma l'eccellente momento. Lorenzo Baldi lo guida con estrema fiducia, va su Arnold Cup e lo demolisce letteralmente per vincere nettamente ancora sul palo. Vortice d'Amore è secondo, al terzo finisce Zico. Successo per Venanzo Jet, Lorenzo Baldi in Salchi e anche al training per conto della signora Samantha Vitale.